Campionato su Zwift degli scanellatori seriali triatleti ignoranti. Oggi tappa dura, si scala l'Alpe di Zwift. Quindi, se volete guardare un video in cui si soffre, questo è il video giusto per voi. Mi finisco di preparare, scarpe, la bici dovrebbe essere ok. Qua tutto è connesso. Poi mi connetterò anche alla diretta della pagina scanellatori seriali, così seguo la telecronaca. Da qui in poi si parte con la corsa. Faccio un po' di riscaldamento. Oggi sarà veramente dura, vediamo come va. Ho fatto l'Alpe di Zwift l'ultima volta qualche mese fa e non mi ricordo minimamente che tempo ho fatto oppure a quanto riuscivo ad andare su in termini di watt per chilo o wattaggi secchi. Vediamo. Oggi la tappa prevede la scalata all'Alpe di Zwift. Facciamo un esperimento. Qui la corsa, qui la diretta e qui il mio video. Il brutto delle gare su Zwift è che per poter entrare nel gruppetto, quello buono che sta in testa, o come nel mio caso che sta più o meno a metà classifica, all'inizio bisogna andare veramente a fuoco. Sarà da ridere oggi perché in questo caso l'inizio a fuoco è su un pianoro che poi porta alla salita, e quando inizia la salita, che sono 12-13 km con 1000, se non sbaglio 1400 di dislivello, dopo bisogna veramente pedalare. Anzi, mi guardo un attimo l'altimetria della tappa, sono 12 km all'8,5% su 17 km totali, quindi ci sono più o meno 5 km di approccio alla salita, ma poi sono 1045 metri di dislivello, quindi meglio che mi scaldo bene questo ultimo minuto e mezzo, gli ultimi 35 secondi per me e poi si parte. Stringo bene le scarpe, abbasso un po' il volume della telecronaca, 10 secondi. Sto al portone e si inizia a spingere. Allora, la mia tattica, se di tattica vogliamo parlare, è partire, fare i primi 5-6 km ai 200-210 watt, una roba vivibile, e trovare un gruppetto in cui mettermi in scia per fare un pelo meno fatica. Per adesso ci sono, poi quando comincia la salita non conta più la scia, non conta più niente, solo andare su col proprio ritmo. Per adesso ho battezzato la ruota di questo bombino che mi sembra vada forte il giusto per poter stare con lui. Adesso comincia la salita. 5 km 2,
si va. Sono 22 tornanti, pendenza media 8,5%. Non so se parlerò tanto perché qua c'è da concentrarsi. In caso farò un po' di montaggio con la musica e un po' di slow motion e di clip accelerate. Primo tornante è andato. Ho fatto un paio di tornanti da solo per andare a prendere un gruppetto di altri due che ho qua davanti. Ho provato ad andare a riprenderli senza spingere proprio fuori i giri. Sembra che ce l'ho fatta. In salita la scia non conta niente, ma almeno ho un riferimento. Adesso mi metto qua, vado un po' come loro. Ho un tornante da girare qui poco più avanti e poi ho un bel pezzo lungo in cui mi posso mettere a fare il mio ritmo per stare con loro. Questo è un problema. Perdere l'asciugamano è un problema. Porca miseria. Non so se riesco a prenderlo. Non ci arrivo fino a là. Qua c'è un pezzo un po' vallonato. Io sinceramente sto riscontrando la prima piccola crisi. Quando ho cominciato il pezzo vallonato ho fatto fatica a tenere i 200 watt, 210 watt medi che avrei in testa, quindi sto cercando di darmi un ritmo mio senza guardare gli altri. Comunque sono a metà dell'11° tornante, sono a metà, più o meno 35-40 minuti che pedalo e 25 minuti che sono in salita. È incredibile come, esattamente come nella realtà, perdo sui falsi piani e dove la strada sale di meno, ma guadagno clamorosamente sugli strappi duri, sopra l'8, 9, 10%. E mentalmente non riesco a mettermi sotto quando la pendenza cala. Come nella realtà. C'è anche da dire che non posso andare su a 250 watt per 10 km, quindi nei momenti in cui spiana leggermente la mia testa mi fa andare in recupero, vado subito sotto i 200 watt perché so che poi vorrò spingere al prossimo strappo. Stavo per dire che devo giocarmi bene l'acqua perché poi ho solo un gel, una barretta e il gel mi è caduto. Molto bene. Tutto questo mentalmente non volge a mio favore. Ok. Pedalato 13 km e mezzo, 700 metri di dislivello, mancano 4 km 9, 5 e altri
300 metri di dislivello. Sono riuscito a raggiungere un ragazzo che avevo davanti, non senza fatica. Adesso cerco di prepararmi agli ultimi 5 km. Mangio qualcosa per gli ultimi 4 km. Anche se mangiare in salita in teoria non si dovrebbe, mi dà quell'effetto placebo in più che mi dice: hai buttato dentro un po' di energia, usa. Sesto tornante, dai. Quinto tornante, 15 km, 815 di dislivello, 3 km e mezzo all'arrivo. Un po' di casino con i cambi. Terzo tornante, ultimi 2 km. Sto soffrendo, non c'è un altro modo per dirlo, però la portiamo a casa. Ultimo chilometro e mezzo. Siamo io e Bombino, quello cui ho battezzato la ruota a inizio gara, che stiamo andando a prendere un certo Manfro. Poi ce la giochiamo sull'arrivo. Non ne ho tantissimo, ma vediamo cosa posso fare. Siamo in vista dell'ultimo tornante, ultimo chilometro. Ecco il sorpasso, Fiorini si è addormentato e Pietro l'ha passato. Allora io sono su Matthew che ha dietro di sé Bombino, Chiara, Ho fatto un casino con i rapporti alla volata, però sono riuscito ad arrivare primo nel mio gruppetto. Classifica parziale, non ancora ufficiale, sarai 44esimo a 208 watt medi, 3.2 watt per chilo, quindi probabilmente potevo andare più forte, però davvero oggi questo era il mio massimo. Adesso inizia la discesa, faccio un attimo di defaticamento e poi guardo la classifica. Intanto mi godo la diretta di nuovo sulla pagina Facebook e sul canale YouTube degli scanalatori seriali per gli atleti ignoranti. Guardo anch'io la classifica su Zwift Companion, vediamo se è confermato almeno per ora questo 44esimo posto assoluto. Magari vi metto uno screenshot della classifica intanto provvisoria e poi magari la definitiva quando uscirà. Se non ci vediamo vi saluto, come sempre ricordatevi di iscrivervi al canale con il tasto qua sotto, lasciare un like, un commento se c'è qualcosa che volete chiedere o se appunto volete esprimere un parere. Seguitemi anche su Instagram. Ci vediamo al prossimo video, ciao!